Perché ne avrei dovuto parlare con i miei soci. I suoi soci chi sono? Papà. E poi? E all'epoca mio zio. Le furono fatte minacce? No. Non le fu detto nulla? Se lei è stato presente, come ha detto, ha sentito che suo padre Sì. ha indicato un tipo di minaccia, il fatto se volete... C'è opposizione, Presidente, credo che la domanda sia volta a suggerire la risposta al test. Di fronte a quello che è l'opposizione siamo seri, si può rispondere. A me non furono fatte minacce. Siccome... suo padre poc'anzi, lei ha detto di essere presente, quindi inutile... Sì, no, per carità. Ecco, suo padre ha detto che a lei avrebbero detto che per continuare a transitare lungo la strada di Acireale dovevano... Ma non fu un fare minaccioso il loro. Sì, ma dico, questa circostanza è vera comunque che le fu sì, detto? questo senz'altro. No, non gliel'hanno detto con minaccia, No, così, devo con dire, molto un fare fair play. molto garbato. Con modo molto garbato. In precedenza, quindi lei ha detto che ne avrebbe dovuto parlare. Sì. E come siete rimasti comunque? Dico, al di là di questo fatto, chi avrebbe dovuto prendere poi l'iniziativa per E sentirsi? si sarebbero fatti sentire. Si sarebbero fatti sentire loro. E poi si sono in effetti fatti sentire? E poi a distanza di tempo, ma non so dire quanto, si presentarono direttamente a mio padre. Direttamente a suo padre. Sì. E suo padre? Lei era presente a quell'incontro? All'incontro no. No. Ha saputo... Poi mi riferì. E cosa le riferì? Mi riferì che avevano fatto una richiesta, la richiesta analoga alla mia e che lui non aveva accettato. Sa se poi fu consegnato del denaro? Disse che aveva fatto un piccolo regalo, che aveva preso del contante nel cassetto e le aveva consegnati. Quindi anche lei conferma che dopo quell'incontro non ci sono stati più esborsi di denaro? No, senz'altro. È sicuro di questo? Almeno. Almeno che cosa? Dico, che io sappia no. Se non lo sa lei, credo che dovrebbe saperlo. E in precedenza avevate subito altre richieste oppure rapine? No, richieste mai. Rapine sì, a discapito dei nostri viaggiatori. Ecco, con che periodicità? Frequente, ma insomma, capitava. Capitava che ci facessero le rapine, che bloccassero il furgone, che si caricassero il viaggiatore, che svuotassero il furgone e che poi ritrovassimo il furgone vuoto, qualche volta danneggiato anche. E per queste rapine vi siete rivolti a qualcuno? Avete segnalato questo stato di lei? Ho segnalato ha fatto la denuncia. Ne ha parlato con qualcuno anche senza nessuna finalità precisa? Dico, con persone che non sono poliziotti e carabinieri? No, senz'altro. Cioè, con poliziotti e carabinieri sì, in fase di denuncia. Sì, dico, con altre persone non ne ha parlato. In definitiva, fuori da ogni metafora, avete cercato qualche aggancio per evitare che questi episodi si ripetessero? No, signore. È sicuro di questo? Certo. Avevo chiesto a suo padre se conosceva qualcuno legato vicino al Club Calcio Catania. Lei è in grado di dirci se... No, signore. Ah? Allora, si conoscono, bene o male, i personaggi del calcio catanese si conoscono, ma non personalmente. Lei... non ho capito. Sì, i personaggi del calcio catanese sono popolari, i fratelli Massimino, ma non li conosco personalmente, non li conosciamo personalmente. Un tale Orazio, detto Pazzo, lei lo conosce oppure no? No, signore. Voi dove villeggiate normalmente o all'epoca villeggiavate? Noi villeggiamo a Curcuraci, un paese in collina a 5 minuti dal centro di Messina, e villeggiamo ancora, oppure a Sant'Agata, sempre poco distante dal centro di Messina, sul mare però. Lei Samperi Severino Claudio lo conosce?
Non credo di conoscerlo, o meglio, credo di averlo conosciuto, che sia la persona che ho conosciuto al Bar Paradise. È la persona che lei ha conosciuto al Bar Paradise. E l'altra persona? Non so chi sia. Ci vuole ridescrivere l'altra persona, quindi abbiamo capito che uno è Samperi Severino Claudio. Come ha saputo che era, mi scusi, come ha saputo che era Severino Samperi Claudio? Perché l'ho visto in una fotografia di un giornale. Al momento dell'arresto? In quale momento? Penso di sì, al momento dell'arresto. Mi scusi, l'appuntamento al Bar Paradise, chi gliel'aveva dato? Il Severino Samperi o l'altro interlocutore? Chi ha parlato? Ritengo proprio il Samperi. Dove siete stati ricevuti? All'interno del Bar Paradise o all'esterno? Inizialmente all'interno e poi in una saletta adiacente. Una saletta più riservata? Sì, ma neanche tanto riservata. Cioè sulla sinistra del banco c'era una saletta con dei tavolini. Non era proprio isolata. Ecco, ma vi erano altre persone nel momento in cui persone. No, dico, mentre voi discutevate di questo affare. Al bar c'era un comune. No, in questa saletta vi erano altre persone? No. Mi scusi, ho dimenticato, la stagione se l'ha detta. No, non gliel'ho saputo dire veramente. Non me l'ha saputo dire. Non ricordo bene, forse estate. L'ultima rapina rispetto a questa telefonata fatta, con cui le veniva prospettato questo affare, ricorda quanto tempo prima da questa telefonata? Prima? No, francamente no. È sicuro che fossero 2 le persone e non di più? Mi sembra che fossero 2. Non vorrei dire il falso, ma credo che 2, sì. No, non c'erano altre persone. Lei è in grado di dire chi furono le persone che poi si presentarono da suo padre, oppure lei di questa vicenda la sa soltanto perché gliel'ha riferita suo padre? Io non era presente? Non ero presente all'incontro. Ma ha cercato di ricostruire sulla base di impressioni che eventualmente vi siete scambiati se le persone che poi si presentarono a suo padre erano le stesse? Ritengo che una fosse la stessa. Una fosse la stessa. E l'altra? E l'altra no, perché alla descrizione di mio padre risultava diversa da quella che avevo io. Lei ha sentito che suo padre poc'anzi ha detto che furono 2 le persone che si presentarono da lui. Lei è in grado di dirci se per caso non ha sentito indicazioni diverse, cioè erano effettivamente 2, anche lei ricorda che erano 2 oppure... Mio padre mi disse che erano 2. Vuole cortesemente ripetere la descrizione dell'altra persona, oltre il Samperi? Posso dire che era come soggetto simile al Samperi. Colore dei capelli? Abbronzato, ecco, questo mi fa ricordare che forse era periodo estivo o subito dopo l'estate. Con i capelli lisci, se ricordo bene, un po' lunghi. No, lunghi, un po' capello liscio comunque. Se ricordo bene. Se ricorda bene. L'altezza abbiamo detto che è 1,85, sì. Corporatura mi pare di capire come sì, la sua. Più o meno sì. No, non potrei essere preciso, non dire 1,85, comunque un ragazzo alto. Ecco, lei mi scusi, ha letto la notizia dell'arresto di Samperi dove? Su quale giornale? Non ricordo francamente, sono un quotidiano comunque. Un quotidiano di Messina o... Se non ricordo bene sì, se non ricordo bene. Presidente, io chiedo che venga appartato il testo perché avrei da fare... Non dobbiamo fare il controesame prima? Sì, questo lo ricordo bene, dico, allora, in prima previsione. procediamo al controesame e poi apparteremo il testo.
Signor Barbera, mi scusi, quanti contatti telefonici lei ha avuto con queste persone prima di recarsi a Catania? Uno, se ricordo bene. Uno soltanto. Lei, se non ho compreso male, diceva che per lei insomma, è prassi per voi comunque prendere dei contatti telefonici di questo tipo. Senta, nel momento in cui la contattarono telefonicamente, queste persone si sono presentate? Mi ricordo che filtrò la telefonata alla mia segretaria come consuetudine. Le fecero una proposta economica, lei mi disse? Sì. Consistente in che cosa, scusi? L'ho appena detto. Sì, se me lo vuole ricordare gentilmente. Sì, per trattare il nostro prodotto. Trattare il vostro... diedero delle credenziali, vi dissero come... No, non ricordo esattamente come andarono i fatti, ricordo che andai là, mi presentai e che poi di tutto si trattava tranne che di lavoro, di affari. Sono passati tanti anni. Un'ultima domanda, lei conosce Romeo Francesco? Gli avevamo chiesto a suo padre. No. Non ha mai sentito parlare di Romeo Francesco? No, Francesco no. È sicuro, anche qua. Vabbè. Dovremmo licenziare momentaneamente il test e chiedergli di ritornare alle ore 16. No. Va bene così? O si può procedere anche a una individuazione sulla base, cioè non come ricognizione fotografica. Quale che sia, dico, per il momento sospendiamo, se non, quindi lo possiamo licenziare e chiedergli di tornare alle 16, non ci sono problemi di altro genere. Allora, signor Barbera, lei e suo papà pure, per ora escono, vanno via e dovrebbero fare la cortesia di tornare alle 16. Grazie. A lei. E anche gli altri testimoni, signor Canebianco, glielo dice che per il momento possono andarsene e ritornare alle 16. Presidente, solo una cosa, io vorrei che venisse dato atto che nel momento in cui il pubblico ministero chiedeva la citazione del test La Barbera Antonino, il padre il padre del Barbera era ancora presente davanti alla Corte. Mi pare che dal contesto della dichiarazione di Antonino si evince che c'era questa contestualità della presenza nell'aula di entrambi. Presidente, la mia richiesta è diversa. Noi abbiamo chiesto la citazione dei testi. Il padre avrebbe dovuto dire qua mio figlio, è chiaro il discorso, insomma, mi pare che dalle dichiarazioni del figlio comunque si evince la contestuale presenza di entrambi nell'aula durante l'escursione del Barbera Vittorio. A più tardi. Pubblico Ministero. Presidente, volevo sapere se era presente in aula Romeo Francesco. È assente da ora o da stamattina? Presidente, non ci sono richieste. Allora procediamo oltre con l'escursione. Sì. Il pubblico ministero non ne ha più testimoni. No. Ora sì. Quindi i testimoni, signori, come si chiama? Barbera, li possiamo licenziare? Sì, possono andare. Poi mi faceva presente l'ufficiale giudiziario che c'era il signor Mineri, lo sa, lei si è tornato stamattina, e mi faceva presente che è completamente afono, non so chi è che l'ha fatto citare, è presente?
scusa, stava chiedendo chi aveva citato il test Cavalieri Neri, questa difesa. Lo possiamo sentire subito se c'è. Esatto, Presidente. Sì. Avvocato Catania. Presidente, io come ho annunciato ieri, chiedo e ho già dato copia ai pubblici ministeri, chiedo di produrre al Presidente della Corte dei Tempi del poi ascoltare anche il progetto, queste che sono dichiarazioni sottoscritte, autografe sottoscritte dall'imputato Iello Vincenzo, che siccome balbuziente, ecco la ragione, e quindi devo dire sarebbe estremamente disagevole per lo stesso prenderle personalmente, si è affidato al mezzo della scrittura. Ne ho già dato proprio al pubblico ministero. Per quanto invece attiene alle audizioni di oggi relative all'ispettore Leo e all'ispettore Bruceti, premesso che, come dire, le relative testimonianze, gli atti su cui le stesse si fondano sono state depositate soltanto ieri al fascicolo del pubblico ministero, è una richiesta di prova per testi in relazione alle circostanze riferite. Per quanto riguarda la testimonianza dell'ispettore Leo su questa, non mi ricordo come l'ha chiamato, casolare di via Zia Lisa 194, il riferimento, insomma, stiamo cercando il riscontro ad Avola, se è quella casa in cui c'è il cancello scrittaiello, questa poi vedremo, o nessuna delle due, noi chiediamo che siano citati, lo facciamo fin da ora, il proprietario del bar sito al 196 o al 198 della via Zia Lisa, i funzionari del consorzio agrario addetti all'ufficio macchine che sono proprio di fronte a questo immobile. Se la Corte ritiene anche qualcuno dei carabinieri che è in servizio in quella caserma negli anni dal 90 al 93, per riferire se in quell'immobile vi è sempre stata o meno un'officina meccanica nella titolarità del padre dell'imputato Iello Vincenzo, addetta alla riparazione e alla rivendita di macchine agricole, proprio perché proprio l'ultima domanda del pubblico ministero peraltro faceva riferimento alle foto che sono scattate adesso, in qualche modo lasciandoci intendere che diversa poteva essere la realtà dei luoghi e della situazione negli anni che possono interessare vicende processuali. Io non ho, allo Stato, non posso fornire nemmeno le generalità di questi signori, però ripeto a dire, sono individuabili facilmente, perché vi è un bar lì accanto, vi è il consorzio agrario, diciamo dei funzionari addetti a macchine agricole che quindi per questa ragione avevano contatti quasi quotidiani col gestore, col defunto papà della Iello Vincenzo, o anche sui carabinieri c'è una caserma credo a Zia Lisa, c'è anche una famiglia credo che abita al primo piano, anche un componente di questa famiglia. Per quanto invece riguarda la testimonianza dell'ispettore Bruceti, l'ispettore Bruceti è l'ispettore che ha riferito del controllo a sferro, e sul rinvenimento di queste rice trasmittenti chiediamo che sia sentito il Carciotto Salvatore per indicare da quanto tempo lo stesso gestisce quel consorzio agrario e quell'officina, se sa eventualmente quando l'avrebbe dismesso la Iello Alfio, e anche sulla appartenenza di quelle rice trasmittenti che sono state rinvenute a seguito della perquisizione e sequestrate, così come ha riferito l'ispettore Bruceti, con riserva di ogni altra prova documentale che ovviamente, insomma, se rilevante, credo che la Corte non dovrebbe porre limiti quanto alla richiesta di acquisizione. Però questa testimoniale la riteniamo farla fin da ora su circostanze che riteniamo importanti, sia sulla testimonianza dell'ispettore Leo che sulla testimonianza dell'ispettore Bruceti. Pubblico Ministero.
Ma il pubblico ministero, per quanto riguarda la prima prova, quella cioè con riferimento alla deposizione del test ispettore Leo, fa rilevare che mi pare sia pacifico, e peraltro non credo che ci siano opposizioni su questo fatto, della disponibilità alla famiglia Aiello o al padre dell'Aiello di quella determinata costruzione. L'accertare se prima vi erano, la situazione dei luoghi fosse diversa rispetto a quella documentata dalle foto, credo che sia assolutamente irrilevante, perché il punto, e credo che la prova non potrebbe consentire di provare alcunché, il punto è se è vero che la richiesta dell'accusa è soltanto finalizzata, la richiesta, cioè l'accertamento che ha fatto l'accusa fosse soltanto finalizzato a riscontrare l'attendibilità di Avola. Poco importa che quel locale fosse destinato ad un uso diverso da quello in cui lo è oggi. Ciò che importa eventualmente nella prospettazione dell'accusa è che a Zia Lisa c'è un casolare, una casa, quello che sia, che è nella disponibilità di Aiello Salvatore. Per questo per noi è sufficiente, non credo che ci sia una esigenza di provare quale fosse l'effettiva destinazione. A noi interessava provare che a Zia Lisa c'è qualche cosa che riguarda la famiglia Aiello, e questo credo che sia sufficiente, e non credo che il provare che quel locale era assolutamente in uso ad Aiello Salvatore potrebbe poi spostare i termini della questione, o addirittura se avesse avuto una destinazione di tipo diverso. Per quanto riguarda, e quindi credo che sia assolutamente irrilevante, e comunque questo accertamento certamente non rientrerebbe tra quelli di cui si possa fare richiesta ai sensi del 507, secondo i presupposti del 507. Per quanto riguarda l'esame del carciotto, faccio rilevare che dalla verbale di perquisizione che per adesso si trova inserito nel fascicolo del pubblico ministero, e che da qui a qualche momento, stasera, si chiederà l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, trattandosi appunto di un atto irripetibile, di una prova documentale, chiamiamola come la vogliamo chiamare, risulta certamente che in quella occasione la perquisizione venne estesa su indicazioni di coloro nei cui confronti veniva effettuata la perquisizione, venne estesa anche a quella carrozzeria, officina, quello che sia, che si trova di fronte al consorzio agrario. E quindi già documentalmente risulta che almeno con riferimento al momento della perquisizione quel garage, quella carrozzeria fosse lato sensu una pertinenza del consorzio. E d'altra parte ce l'ha confermato l'ispettore Buceti. Per quanto riguarda l'epoca della gestione, se così si può dire, del consorzio da parte del Carciotto, mi pare che già dalla deposizione dell'ispettore Buceti risulta che il Carciotto avesse iniziato a gestire quel locale da 6, 7, 8 mesi o una cosa del genere. Per quanto riguarda il possesso delle rice trasmittenti, io credo che si tratta di un dato assolutamente neutro. In occasione di quella perquisizione sono stati rinvenuti delle rice, degli apparecchi del tipo di quelli indicati dall'ispettore. Nessuno in questo momento intendeva attribuirli ad Aiello. Il fatto che il difensore si preoccupa tanto mi fa invece intendere che effettivamente lui abbia qualche preoccupazione. Noi non abbiamo... È un'illazione assolutamente infondata.
sarà assolutamente infondata, ma se lei ne fa richiesta, logicamente mi sembra in questo senso. Comunque io ritengo che anche sotto questo profilo la prova appare assolutamente irrilevante. Proseguo quando si decideranno tutte le altre istanze istruttorie dei difensori, decideremo anche su questa. Avvocato Catania mi dovrebbe fare un piccolo promemoria però. Un piccolo promemoria per me, solo nel corso, non subito, prima sentiamo i testimoni, si accomodi. Presidente, mi scusi, sono l'avvocato Falcone, desideravo sapere se era stato tradotto il test richiesto da me in detenuto. Stamattina c'era. Dovrebbe esserci anche adesso quindi. Sì, si accomodi, sì. Dovrebbe leggere la formula del giuramento. Un momentino. Può proprio mettersi, se si può accostare al microfono, accostare proprio e dire no, ma questo va bene, l'ho sentito io, dire le sue generalità. No, mi scusi, questo io l'ho sentito, l'ho percepito quello che ha letto, quindi per me è sufficiente. Si avvicini al microfono per le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Allora, Mineri Orazio, nato a Catania il 30 gennaio 1922, residente a Catania, Corso Italia 302. Stiamo constatando tutti quanti che il test è affetto da afonia, è afono. E dico, è afono, lei è afono, non può parlare a voce. Ha avuto un intervento alla gola, per cui quindi mi pare un po' difficoltoso procedere. Presidente, sono due domande, se possiamo cercherò di limitare l'esame quanto più possibile, sì. Magari con il suo aiuto, bisogna vedere se io interpreto bene, sinora insomma ho sentito, poi facciamo un tentativo, magari chiedendo scusa al Cavaliere per averlo disturbato, non sapevamo di queste sue condizioni di salute. Lei sente bene, Cavaliere Mineri? Sente bene? Sì. Allora ascolti cosa ha da chiedere all'avvocatessa. Le chiedo scusa, Cavaliere, lei di cosa si occupa o si è occupato in passato? Imprenditore edile. Conosce il signor Maugeri Nicolò? Maugeri Nicolò. Non ha mai avuto a che fare a qualsiasi titolo lavorativo o altro con una persona di nome Maugeri Nicolò? Ha migliaia di operai e non si ricorda. Nessun'altra domanda, Presidente. Possiamo licenziare il test? Può andare, grazie. L'avvocato Antille per Radaelli. Possiamo procedere? Allora, Radaelli, sì. C'è un'ordinanza della Corte che appunto limita l'oggetto dell'indagine, quindi sarà molto breve tutto sommato, anche perché il documento è stato acquisito, quindi la relazione già fa prova documentale. Non è che lo possiamo, l'abbiamo già acquisito, però in realtà non lo possiamo acquisire anche con modifiche, cioè dire, lei l'indagine fatta dagli avvocati, no, non è che addirittura possiamo acquisire sempre la persona che deve riferire. Infatti sta benissimo riferire, deve dire che ha sentito queste persone e ci hanno detto così, così e così, se poi non ci piace. Quello che costituisce prova, soltanto quello che lui riferisce qui a tutto questo. Si sieda.
dovrebbe leggere la formula del giuramento. Questo è l'investigatore. No, non è che Che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità? Prego. Le sue generalità. Reda Egli Silvio, nato a Milano 24/2/1948, residente a Vicenza in via Viale Riviera Medica 618. Sì, un po' di silenzio in aula. Signor Redelli, dovrebbe ascoltare le domande dell'avvocato che è alla sua sinistra, proprio l'avvocato Antille che è là, proprio. Dottor Redelli, lei ha svolto l'attività di investigatore o svolge l'attività di investigatore privato? Sì? Per conto di quale agenzia investigativa lo ha svolto? Della SIA? Dove ha sede? Vicenza. A Vicenza? Sì? Lei ha ricevuto un incarico di effettuare delle investigazioni sulla latitanza del signor Madonia Giuseppe? Sì? Da chi l'ha ricevuto? L'ho ricevuto dai familiari e per ufficializzazione del professor Antonio Amato di Roma. Lei ha svolto queste indagini personalmente? Sì, certo. Senta, può riferire, se lei lo ricorda, se ha potuto ricostruire dove ha trascorso la latitanza il signor Madonia Giuseppe e in quali periodi egli le risulta essere stato latitante in quei posti dove lei poi avrebbe accertato che egli si sia trovato? Allora, se si tratta di vacanze estive, Sì, cominciamo. io ho potuto appurare che fra gli anni 87 e 92 trascorreva in modo continuativo è chiaramente inteso in un certo periodo temporale, diciamo i 20 giorni, il mese o il mese e mezzo o anche i 2 mesi a seconda degli anni, nella zona della Toscana di Maria di Massa e di, se mi consente, che glielo confermo meglio, a Cinquale per l'esattezza, nella zona di Cinquale. Lei si è recato a Cinquale per svolgere queste indagini? Io mi sono recato personalmente sia a Cinquale, sia a Forte dei Marmi, sia a Ronchi di Massa e ho potuto contattare, sentire alcune persone che svolgono attività anche svariate, sia dalla ristorazione all'albergo, al gestore di negozio d'abbigliamento, sia al gestore e al titolare anche addirittura di agenzia immobiliare e negozi alimentari. Durante la sua attività investigativa lei ha mostrato alle persone che interrogava di volta in volta o dalle quali assumeva delle informazioni la fotografia del signor Madonia Giuseppe? Sì, certo, perché inizialmente è capitato che io chiedessi se conoscevano la persona per nome, non ho mai avuto una risposta positiva, se vogliamo così dire, quindi nel momento in cui io mostravo la fotografia che mi era stata data dai familiari, riconoscevo immediatamente la persona. Sì. Durante la sua attività investigativa lei ha raccolto gli articoli delle cronache dei giornali locali? Sì, anche certo che sono stati allegati anche alla relazione che ho presentato. E appunto le chiedevo questo, sono quelli che sono stati allegati certo. alla relazione? Indubbiamente sì. Senta, lei sentiva queste persone, abbiamo detto personalmente, a queste persone ha mai chiesto se avessero incontrato giornalmente o comunque frequentemente durante la tenanza del signor Madonia Giuseppe? Le persone chiedo scusa, e a che titolo lo incontravano? Allora, praticamente le persone che io ho sentito nella fattispecie di questa zona, nella zona della Toscana, praticamente lo vedevano tutti i giorni, costantemente, sia per gli acquisti giornalieri, sia per tutto, insomma, lo vedevano proprio giornalmente, sia andare in spiaggia, sia vederlo con i bambini, con i nipoti. Senta, volevo chiedere questo, ha potuto sentire o comunque c'erano tra le persone che lei ha sentito delle persone che si occupavano della vendita al minuto di alimentari o comunque di generi? Certamente. Sia un macellaio, cioè quelli che erano più a contatto, se vogliamo dire, cioè quelle che sono le cose più di uso giornaliero, quindi il macellaio, il fruttivendolo soprattutto erano
Senta, ha fatto lei delle domande in ordine alla famiglia e ai componenti della famiglia del signor Madonia Giuseppe? Sì, e che certo. cosa le è stato risposto in relazione ai componenti della famiglia? In particolare, le è stato confermato o meno che il signor Madonia viveva con la famiglia in quella zona geografica oppure no? Sì, certo, io ho chiesto se la persona che mostravo in fotografia fosse da solo e mi hanno sempre detto che non è mai stato da solo, era sempre in compagnia sia di familiari della moglie e dei figli, sia di altri parenti, se non anche di amici. Non è mai stato da solo comunque. Le è stato mai riferito durante le sue investigazioni da parte di qualcheduno che qualcuno di essi ebbe mai a sospettare che il signor Madonia Giuseppe non fosse la persona che invece si presentava con altro nominativo? Nel modo più assoluto, anzi mi è stato sempre indicato come una persona estremamente cortese, estremamente vicina anche alle esigenze e ai problemi di ciascuno, perché intercorrevano anche delle fasi come posso dire, di simpatia, delle fasi umane, di amicizia, di rapporto umano proprio. Senta, lei ha sentito personalmente il signor Fagionato Guerrino? Sì, certo. D'Agostini Gianni? Anche. Dalla Paola Alberto? Indubbiamente. Strappafelsi Averino? Sì. Peretto Gianni? Certo. Smith Frank? Sì. Frigo Dario? Certo. Zemin Luigi? Zemin, sì. Magnabosco Antoniette? Sì. Santini Francesco? Sì. Moraro Luigi? Indubbiamente. Campesato Lodovico? Sì. Meloso Vincenzo? Sì. Pavan Giancarlo? Certo. Donati Giorgio? Sì. Donati Andrea? Sì. Baldini Giuseppe? Sì. Della Pina Grazia? Sì. Della Pina Ivana? Sì. Bacci Antonio? Sì. Bertocchio Otello? Sì. Corato Alonso? Sì. Galleria Luciano? Sì. Arcerito Rosario? Sì. Non ho altre domande, grazie. Anche dalla Pina Ivana e dalla Pina Divia. Sì, grazie, io non ho altre domande. Pubblico Ministero. Posso cortesemente avere la relazione agli atti? Sì, allora chiedo la cortesia. Dottor Redaelli, prego. Da quanto tempo svolge l'attività di investigatore? 3 anni. 3 anni. E in precedenza che attività svolgeva? Consulente finanziario. Consulente finanziario, quindi libero professionista. Quindi se adesso siamo nel luglio del 1996, esattamente quando è stato? 3 anni fa, cioè sono... Primi 93, fine 92, primi 93. Lei ha potuto ricostruire, innanzitutto, Prego. mi sono corretto, lei ha detto di aver accertato che, mi corregga se dovessi sbagliare, di aver accertato che il Madonia trascorreva in modo continuativo nel periodo estivo per un arco temporale che va dal 1987 al 1992 e trascorreva le vacanze nelle località che lei ha indicato. Vuole ripeterle cortesemente le 2 località?
Sì, è chiaro che se non le ho sotto sono passati degli anni, quindi dal momento in cui è già passato del tempo, quindi non è che io mi ricordi esattamente le località se non le leggo. Comunque sono Maria di Massa. No, se hai bisogno gliele restituisco. Sì, no, sono Maria di Massa, Cenghiale, E Forte poi? dei Marmi. Cinquale, non Cenghiale, Cinquale se non ricordo male, grazie. E dove sono queste località? Sono in Toscana. Tutte e due o tutte e tre sono in Toscana? Sì. Ecco, quando lei... Provincia di Lucca, se Ecco. se le rimembranze... Ecco, l'indicazione che il Madonia sia stato in questi luoghi lei l'ha appresa dai familiari, suppongo? No, dalle persone con le quali ho colloquiato, con le quali ho chiesto, con le quali ho parlato. Mi scusi, com'è che lei ha scelto, ha localizzato le persone da intervistare? Indubbiamente sono stato indirizzato, perché non potevo io inventarmi il dove e il come, sono stato indirizzato dai familiari, sì, certo. Ecco. E lei ha potuto accertare con quale nome e cognome? No, nel modo più assoluto no. Lo conoscevano per nome e non per cognome. Ecco. Conoscevano come dottor Giuseppe o signor Giuseppe, non come cognome. Ecco, ha potuto accertare dove ha alloggiato materialmente, dico, al di là della località? Sì, materialmente sì. Generalmente affittava una piccola villetta a Forte dei Marmi. A Forte dei Marmi, sì. Lei però ha citato 3 località. Perché si spostava come ristorazione e come acquisti giornalieri. Per esempio l'abbigliamento andava in un negozio del signor Baldini a Forte dei Marmi e lì andava ad acquistare capi d'abbigliamento per sé e per la famiglia. Ho capito. Mentre invece sempre a Cinquale, anzi, dai signori Donati, che sono i titolari di un'agenzia immobiliare, si rivolgeva loro per avere annualmente o mensilmente o quando dovesse essere stato la possibilità di recepire, di ritrovare un appartamento o un locale per poterlo affittare per il periodo. Ecco, quando lei dice in modo continuativo nel periodo estivo, sì. Cosa significa per lei, o sulla base di quello che lei ha accertato, periodo estivo? Cioè, il periodo di agosto, il periodo o luglio o agosto, generalmente. O luglio o agosto. O agosto, o luglio e agosto. Non l'ha a accertato? seconda degli anni. Non l'ha accertato, sono 5 Io anni. non l'ho potuto accertare perché loro stessi non potevano darmi una certezza assoluta. Quindi non le hanno... ricordavano il periodo estivo fra luglio ed agosto, o luglio e agosto, o solo luglio o solo o agosto, luglio o a agosto. cavallo. Cioè nell'arco di questi 5 anni mi pare di aver capito, lei non ha potuto accertare con certezza No, se era luglio, l'ora e il giorno assolutamente no. nell'ora né il giorno, né il mese mi pare di capire, perché o è luglio o è agosto. Oppure luglio e agosto o a cavallo fra luglio e agosto. Cioè non è che fosse sempre nello stesso periodo. Che significa in modo continuativo? Cioè che ci stava tutti i giorni, per tutto il periodo in cui era in vacanza. Mi scusi, lei ha chiesto alle persone che lei ha intervistato se il signor Madonia Giuseppe ogni giorno per 5 anni, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, tutti i giorni sono... Mi dicevano che lo vedevano tutti i giorni, perché per esempio il ristorante dalle sorelle, mi consenta... Dalla Lina, no, manca un pezzo. Grazie. Dalle sorelle dalla Pina è un ristorante, ci andava praticamente quasi tutti i giorni, se non a mezzogiorno e a sera, almeno un pasto, al giorno ci andava. Cioè in sostanza queste persone interrogate nel 1996 ricordano questa persona per ultima citata che ogni giorno... Ripeto, non come nome ma come immagine fotografica. Come immagine fotografica. Quale foto ha mostrato lei del È Madonia? una foto che mi è stata data dai familiari, che io non ho e non ho legato perché ho reso ai familiari. Era comunque, se vuole una descrizione così, era una fotografia abbastanza brizzolato, bianco di capelli, non eccessivamente, cioè, di viso chiaramente solo praticamente un ingrandimento
del volto praticamente. Lei ha mostrato solo questa foto oppure ha mostrato più foto? No, una foto. L'unica foto. Con questa foto, questa stessa foto l'ha fatto vedere a tutte le persone? L'unica che avevo. Cioè non ha utilizzato altre foto, no. mettendole assieme per dire lei individua? No. Forse in un primo momento, soprattutto in certe situazioni un po' chiaramente di persone che potevano averlo visto qualche volta, non sovente, ho mostrato, perché l'ho avuto in mano un attimo vuol dire una settimana, una fotografia con le figlie, mi pare, con 2 Quindi bambini. sempre foto del Madonia, non foto di altre persone? No. E qual era questa persona che l'aveva visto solo così, non di... No, cioè io non ho contattato solo queste persone. Queste sono solo le persone che avevano visto più frequentemente in modo abbastanza, se non continuativo, abbastanza costante. Quindi non in modo continuativo? Ho contattato, che non sono indicate ovviamente, altre persone che potevano e che indubbiamente mi hanno detto di averlo visto, almeno conosciuto o visto, che però non potevano confermarmi né il periodo né altro, quindi non li ho riportati poi. Quindi ci sono degli accertamenti, per così dire, negativi che lei non ha? Più che negativi, non concreti. Non concreti, che è un po' la stessa riconoscendo cosa. Riconosciuta la persona, peraltro non certi di periodi o di anni, perché chiaramente sono passati degli anni. Lei ha poi detto a queste persone che si trattava di un latitante? No, siccome soprattutto queste persone che io ho contattato e che sono quelle che ricordavano meno il personaggio, erano persone tipo bar, esercizi, esatto, esercizi di bar soprattutto, quindi quegli esercizi che comunemente ognuno di noi può usare o abusare, ma soprattutto venivano usati molto saltuariamente, per conseguenza anche dato l'attività stessa, quindi con una sequela di persone che possono essere viste, non era stato conosciuto. Nel momento in cui io dicevo il nome, e allora a maggior ragione ricordavano la persona, perché purtroppo per Longare, dove è stato poi effettuato l'arresto, era un caso abbastanza eclatante, era una cosa abbastanza risonante, quindi facile ricordare anche la persona. Non ho capito, dico, poi hanno individuato che si trattava? Sì, hanno individuato come persona conosciuta, cioè come persona vista, però, ripeto, non sono state elencate. Che fosse il latitante, voglio dire, che fosse il latitante, lo hanno individuato? Che fosse la persona che io facevo vedere, diciamo, no, sì, vabbè. Io lo sto chiedendo. No. Lei, voglio dire, lei ha detto che si trattava di un ex latitante, questo voglio sapere. Alla fine del discorso, in pratica io non ho mai voluto mettere in una situazione strana o ambigua le persone a cui io andavo a chiedere delle informazioni. Ecco. Quindi io facevo, perché provato precedentemente, col nome probabilmente non era noto, con la fotografia sì. Allora mi permettevo prima di far vedere la fotografia, poi alla fine del tutto, del discorso, delle richieste, delle domande fatte, mi permettevo di dire talvolta che poteva essere che era quella persona. Mi scusi, queste persone venivano intervistate nel suo studio oppure a domicilio? No, andavo io presso di loro. Ecco, può darsi che risulti, e chiedo scusa perché non ho letto quello che è stato depositato. Hanno sottoscritto dichiarazioni oppure erano delle dichiarazioni così? No, erano delle dichiarazioni spontanee fatte così. Ma le hanno firmate? No, non ho ritenuto il caso, in quanto informazioni datemi proprio apertamente e liberamente. E lei ha detto loro l'uso che ne avrebbe fatto? Sì, certamente, perché è la prima cosa che io dicevo. Cioè prima di tutto io indicavo alla persona che mi aveva incaricato di prendere informazioni sulla persona. Ecco, lei ha detto che in quel periodo il Madonia avrebbe preso una villa in affitto a Forza. Villettina, 2 o 3 locali. 2 o 3 locali. E lei sa con quale nome? No. Questo non l'ho accertato. No.
Presso quale agenzia? In genere mi risulta che fosse a nome della moglie comunque. Fosse? A nome della moglie. E come si chiama la moglie? Non lo ricordo. Non si ricorda, questo altri investigatori lo sapranno. E mi scusi, però ha potuto verificare l'agenzia presso chi ha preso in affitto? Certo, i signori Donati che mi hanno confermato di vedere ogni anno, di ritrovare con piacere questa persona, perché con piacere era un loro cliente, ripeto, già da anni, e con i quali intrattenevo un rapporto estremamente amicale anche. Ecco, lei ha detto a Forte dei Marmi, l'aeroporto più vicino a Forte dei Marmi qual è? Penso Lucca, non lo so, io non ci sono mai andato in aereo, sono andato in macchina. Visto che io vengo da Vicenza, ci andavo in macchina. Sarà Pisa, non lo so. Chi lo dice? Mi scusi, per questa sua attività quale onorario ha percepito? Presidente, scusi, c'è opposizione, non è rilevante ai fini del giudizio e conseguentemente certo. Vuole finire l'esame, avvocato Antillo? Non ha altre domande? Può andare, dottore. Prego. Può andare. Grazie. Presidente, il mio assistito intende appena possibile rilasciare una dichiarazione spontanea. È un testimone che è detenuto. Da chi era stato fatto? Dall'avvocato Falcone? Ho chiesto la citazione di uno che si chiama Canino, che è detenuto. Facciamo entrare. Si accomodi da questa parte. Si sieda. Formula del giuramento. È imputato connesso? No. Come si chiama il Presidente? Pietro Paolo, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanti a mia conoscenza. Nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Pietro Paolo, nato a Riposto il 29 giugno del 1952. Residenza a Giarra in piazza Magarione numero 4. L'avvocato Falcone deve farle alcune domande. Ascolti. Posso? Grazie. Signor Calì, lei negli anni 86-87 fino al 90 ricorda che attività lavorativa svolgeva? Sì, avevo un'attività, un ingrosso alimentare di formaggi, salume, questa merce qui. Lei che carica aveva in questo? Aveva una carica sociale? Sì, io ero socio e amministratore di una società a responsabilità limitata. Lei ricorda se a questa società fosse interessato un certo signor Campione Andrea? Sì, ero uno dei soci. Era uno dei soci. E lei era l'amministratore? Sì, l'amministratore. Lei da quanto tempo conosceva il signor Campione? Ma da qualche anno prima, penso, dal 1986 circa, se ricordo bene. Che lei ricordi, il signor Campione era un socio di maggioranza o di minoranza? Cioè aveva una quota rilevante di questa società? Le quote erano uguali, eravamo 3 soci con il 33% ciascuno. Perfetto. Lei durante questa sua attività di amministratore, di gestione quindi di questa società, a proposito, come si chiamava la società? Aliform, società a responsabilità limitata. Lei conosceva o ha mai conosciuto un signore a nome Scavo Giuseppe? Sì, Scavo Giuseppe è stato anche mio dipendente in anni precedenti, dal 72 all'80, in un'altra attività che avevo, un ingrosso ortofrutticolo di patate, faceva esportazione di patate all'estero. Ma lei aveva un rapporto di frequentazione e di affari con Scavo anche mentre era amministratore dell'Aliform? Mentre ero amministratore dell'Aliform no, neanche lo vedevo in quel periodo. Ma lui veniva a cercarla in ufficio? Scavo? Che io ricordi no. Lei doveva dare dei soldi a Scavo? Dovevo dare dei soldi? Del denaro, sì. No. Non ricordo. Lei ricorda se Scavo veniva presso l'Aliform a chiederle del denaro che
riteneva di dover avere da lei? A chiedere denaro a me? Sì. No, assolutamente. Scavo le ha mai detto di sottrarre del denaro dagli incassi per pagare i suoi crediti? Assolutamente no. No o non lo ricorda? No, non in quel periodo neanche lo vedevo a Scavo. Cioè, non veniva mai all'ingrosso Scavo. Ma lei ricorda perché smise di collaborare con l'Aliforn? Lei? Ricordo perché ho smesso di collaborare? Perché la società non andava tanto bene. Cioè, io me ne sono uscito prima, poi i soci sono rimasti, il signor Campione è rimasto, poi è entrato un altro socio. Ma lei ha avuto mai dissidi con gli altri soci, in particolare con il signor Campione? Dissidi veri e propri no, cioè, le cose non andavano bene, quindi lamentele nel campo nell'ambito del lavoro, questo sì, qualche discussione così. Lei venne mai rimproverato perché sottraeva del denaro per pagare debiti di Scavo? Dal signor Campione? No. Lei ricorda di un incontro avvenuto tra lei, il signor Campione e il signor Scavo, a tre, aventi ad oggetto nello specifico un intervento di Scavo perché Campione non la licenziasse, diciamo? Non ricorda questo incontro? No, io ho avuto certi problemi con Scavo però nell'attività precedente. No, quello, ecco, quell'attività precedente, perfetto. Avevo un bar, Scavo era cliente del bar e ho avuto in un certo senso un po' di fastidio da parte dello Scavo. Fastidi di che natura? Ma lui aveva una radio, un'emettente, una radio, uno che chiamava Studio 1 si chiamava forse, e voleva farmi la pubblicità per forza, io non volevo e alla fine la cosa l'abbiamo risolta e lui mi ha detto, io la pubblicità vabbè non te la faccio se tu non vuoi, però i soldi me li deve dare ugualmente. Me li deve dare ugualmente i soldi, gli davo qualcosa al mese, no? Lui faceva anche la ricevuta di questi soldi, però e quindi pretendeva questo denaro anche senza rendere la prestazione professionale in sostanza? Cioè voleva i soldi anche senza fare la pubblicità? Sì, perché alla fine io non volevo che lui facesse la pubblicità perché quella pubblicità era un pochino, non mi piaceva e poi non volevo insomma. E lui diceva che tutti i negozi stavano accettando queste sue condizioni, la pubblicità la doveva fare per forza, alla fine siamo arrivati abbiamo concordato che pubblicità non me ne faceva, però lui dice i soldi li voglio lo stesso e glieli dovevo dare. Ascolti, ma il signor Scavo e il signor Campione, che lei sappia, hanno mai avuto incontri o scontri? Con Scavo? Scavo e Campione, che lei sappia, hanno mai avuto dissidi mentre lei era amministratore dell'Aliforn? Con Scavo credo di no, non mi risulta, non mi ricordo. Lei ricorda se in un'occasione il signor Campione disse a Scavo di non farsi più vedere lì? Non mi sto ricordando di questo particolare, no. Lei dopo che uscì dall'Aliforn continuò a frequentare il signor Scavo? No, e poi io quando me ne uscì dall'Aliforn andai in Germania, sono stato un paio di anni in Germania. In Germania? Sì, in Germania, a Monaco. Sì, poi? E poi sono ritornato qua a Giare nel 90. Sì. E poi ha ripreso a frequentare Scavo? Nel 90 Scavo sì, lo vedevo, è successo che un paio di volte sono andato nella sua agenzia, lui aveva un'agenzia finanziaria, una finanziaria, in società forse con altro, ai riposti. Penso che fosse socio, se la faceva sempre lì quell'agenzia. Io ero in condizioni economiche un po' disastrate, allora ho chiesto qualche volta qualche prestito da Scavo e Scavo non mi ha potuto prestare i soldi, però mi ha indirizzato da altre persone. E lei non ha mai più avuto nessun tipo di rapporto di frequentazione quindi con Scavo, a parte queste richieste di prestito? No. Lei ha mai visto dopo il suo ritorno dalla Germania il signor Scavo assieme al signor Campione? Può darsi
che l'abbia visto qualche volta, niente di strano, cioè può darsi, ma non mi ricordo perfettamente. Lei può dire perché è detenuto attualmente? Non ho capito. Può dire perché è detenuto attualmente? Cioè, mi hanno accusato di spaccio di droga. È imputato da solo? Sì. È certo di ciò, signor Rossi? Come? È sicuro di questo, signor Calini? Sì, ho 2 reati di droga. Nel 91 mi ha accusato un collaboratore di giustizia. No, io voglio sapere se per la condanna che ha riportato e per la quale oggi si trova detenuto, lei è imputato da solo oppure assieme ad altra persona? Da solo, sì. Lei non ha mai subito un processo e riportato una condanna assieme al signor Scavo? Sì, per un processo precedente, il processo precedente, sì, sono stato imputato nel 91 nel cosiddetto blitz dei cursori. Assieme a Sì, però mi hanno contestato associazione, solo il reato di spaccio mi hanno contestato. Assieme a Scavo e altri 34. E siete stati condannati per questo? Sì, io sono stato condannato a 4 anni. E Scavo? Scavo è stato condannato anche, non so quanto, ma per spaccio è anche stato condannato, solo per spaccio. Sì. Ascolta, signor Calini, per quanto risulti a lei e per quanto sappia, evidentemente con certezza, quindi non le chiedo di fare supposizioni, le risulta che Scavo, lei sa che Scavo è diventato collaboratore di giustizia, le risulta che l'abbia accusata di qualche reato? Che abbia commesso... Che abbia accusato lei di qualcosa? Sì, mi ha accusato di una volta, sì, insomma, si è inventato una storia che io gli ho venduto una volta in un'occasione un po' di droga. E lei è stato condannato per questo? Cioè, questa dichiarazione è stata praticamente una prova in più nel processo che ho avuto del blitz dei Custo del 91. E dopo l'inizio della collaborazione di Scavo le sono mai arrivati messaggi da Scavo, direttamente o indirettamente? Cioè le ha fatto sapere qualcosa? Quando? Non ho capito. Dopo che ha iniziato a collaborare Scavo, le ha fatto sapere o in qualche modo... No, assolutamente. Presidente, sul tipo di messaggio non basta, non voglio insistere. No, volevo sapere, chiedo scusa, volevo sapere qual era il capitolato di prova, se ce lo può ricordare. Sì, solo questo, finito. Sta finendo. Non ho altro. Cioè si accoglie l'opposizione del pubblico Sì, ministero. ho finito, grazie, non ho altre domande. Pubblico ministero. Volevo soltanto capire chi era che l'aveva accusato, ora lei ha detto è stata un'accusa in più, chi è che questa accusa in più da chi le è stata fatta? Cioè, non ho sentito proprio. Sì, Scavo Giuseppe era poi imputato mio nel processo del blitz dei custodi. Quindi lei era già imputato in quel processo? Ero coimputato, diciamo suo, sì. Lui era un coimputato in questo processo, sì, io ero imputato. E praticamente a me mi aveva accusato il collaboratore di giustizia che ha fatto scattare il blitz, un certo Bellardite, un tossicodipendente. Bellardite, ricorda se ce n'era un altro in quel processo? Oltre Bellardite? A me mi ha accusato solo Bellardite Nicola, c'era un altro pentito, Spartà Vincenzo, mi sembra che si chiamasse Spartà, e questo Spartano mi accusava, diceva che io gliel'avevo chiesta qualche volta, cioè lui me l'ha chiesta qualche volta la droga, ma io non gliel'ho voluta dare mai. E quindi così. Mentre Scavo che cosa avrebbe fatto? Scavo poi successivamente... Successivamente quando? Dopo che il blitz Orsa Maggiore, dopo questo blitz ho sentito dire che aveva deciso di collaborare. Sì, ma dico, e le ha rivolto accuse anche a lei? Ha rivolto accuse anche a lei? Io non ho capito questa accusa in più che lei dice che già era dentro, insomma. L'accusa di Scavo l'ho ricevuta durante l'appello del processo del blitz del 91. Quindi lei già era stato condannato in primo grado? Io ero stato condannato in primo grado. All'appello Scavo da poco era collaboratore, ecco, dichiarato... Lei adesso è in espiazione della pena per quel processo oppure per un altro reato? Mi faccia capire. Per un cumulo, diciamo, di piccoli reati. Perché oltre quel processo, diciamo, di Giarre c'era anche un certo... Mi sono state revocate 4 anni che avevo preso condizionati, 2 anni di condono al 90 e 2 anni di condizionale su un traffico di auto con la Germania. Era imputato in questo processo anche un tale Raciti? Raciti era imputato
sì, nel processo del blitz dei cursori, quello del 91, sì, il blitz del 91. Ho capito. Grazie. Prego. Altre domande all'avvocato Falcone? Può andare, se no te li può essere ritradotto. Se c'è il signor Romeo Rosario. I capitolati li abbiamo di questi? I capitolati di questi qua li abbiamo? Presidente, Romeo Rosario e teste... Sempre mio. Campione Andrea. Avvocato, cortesemente può ricordare prima che arrivi il testo qual è il capitolato? Sì, perché noi siamo... Il rapporto di lavoro e di conoscenza che ha avuto il signor Romeo con il signor Campione. Grazie. L'ho citato come gestore del bar di Piazza Galatea. Grazie. Romeo. Si accomodi, si sieda. Buonasera. Legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si avvicina al microfono, signor. Le sue generalità: Romeo Rosario, nato Marsala, quando? 1-3-1941, Dove risiede il signor Romeo? Catania, In via? Cerviniano 29. Sì. L'avvocato Falcone deve rivolgerle alcune domande, là. Sì, grazie. Signor Romeo, lei che attività lavorativa svolge? Adesso sono pensionato. Gestivo il bar di Piazza Galatea assieme a mia moglie. Sì. E da quanto tempo gestiva questo bar? Sono 20 anni che lo gestiamo. E prima che attività lavorativa svolgeva? Ferroviere. Ferroviere nel senso che era dipendente delle ferrovie? Sì. E ha mai lavorato anche presso il bar della stazione o no? Da Pappalardo, sì. In quale periodo? Mi sono licenziato a maggio del 76, quando ho acquistato il bar. Ma dico, mentre lei era dipendente delle ferrovie, lavorava al bar o lavorava sui treni? Sì. Poi ho dato la licenza a mia moglie perché è impiegato delle ferrovie. Io non ho capito bene. Vuol dire, lei ha lavorato al bar presso la stazione centrale di Catania o no? Io ho lavorato al bar fino al 1976. E da quale anno? Dunque ho fatto 14 anni lì. Quindi dal 62. Bene. Lei conosce il signor Campione Andrea? Sì. Da quanto tempo? Da quando lavoravo alla stazione. E come lo conosce? Cioè cosa faceva? Lui lavorava lì che vendeva i vestiti, cioè il venditore ambulante lì, non so, quelli che vendono i vestiti, i magliari. Quelli chiamati magliari, sì. Esatto. Che a lei risulti fino a quando ha fatto questo lavoro? Non lo so, non glielo so dire questo. Quando lei ha lasciato l'impiego alle ferrovie e ha aperto il bar in Piazza Galatea, faceva ancora questo lavoro il signor Campione, che lei ricordi? Sì. Sì? E perché continuò a vederlo dopo? Non ho capito. Dico, dopo che lei si trasferì, per così dire, in Piazza Galatea, continuò ancora a vederlo il signor Campione? Sì, qualche volta veniva lì al bar. E quindi lei sapeva che continuava a fare ancora quel lavoro lì? Sì, penso di sì. Bene. E poi a un certo punto, che lei sappia, cambiò lavoro? Sì, mi sembra che cambiava lavoro, faceva il venditore, mi sembra. Venditore di cosa? Prodotti alimentari. Di prodotti alimentari. Lei sa dove faceva questo lavoro? Sì.
a Giarre mi sembra, in un paesino, non mi ricordo se era Giarre, forse Giarre. Sì. E lei aveva rapporti di fornitura di merci e di alimentari con il signor Campione? Sì, qualche volta sì, qualche volta l'ho avuto. Cioè le Come forniva... pelati, formaggi, così. E questa merce gliela consegnava lui personalmente? Sì. Veniva lui a consegnarla? Sì. E veniva anche a incassare i pagamenti? Certo. Quindi veniva con una certa frequenza a Piazza Galatea? Sì, lo vedevo. Cioè tutte le volte che doveva portarle qualcosa o ritirare del denaro? Certo. Ma c'era una frequenza fissa o era... No, fissa no, non era ogni giorno lì, veniva, ma non ogni giorno. Cioè non a giorni fissi? C'erano giorni che non veniva, non è che veniva tutti i giorni. Certo, cioè ma veniva solo quando c'era una ragione connessa alle forniture di merci o veniva anche per altre ragioni che lei sappia? Non lo so, non è che io chiedevo cosa veniva, certe volte veniva per fare degli ordini, certe volte non veniva. Ho capito. Ma che lei sappia forniva delle merci anche ad altri esercizi commerciali della zona? Sì, mi sembra che c'era il panificio accanto a me. Che gli forniva anche della merce. E le rilasciava delle fatture anche il signor Campione? Certo. Lei sa se il signor Campione ha per un certo periodo di tempo seguito una lunga cura dentistica presso un dentista della zona? Le risulta? Sì. Lei sa dire chi è questo dentista? Pistorio si chiama. Dottor Pistorio. Fu una cura che comportava frequenti visite, frequenti sedute? Sì, lo so perché contemporaneamente ho fatto anche il lavoro io. Ah, ho capito. Quindi poi lo vedeva perché dopo il dentista in genere si va a prendere la granita o il gelato, a quanto so anche per esperienza personale. Lei con il signor Campione ha avuto anche rapporti di natura familiare, diciamo? Sì. Vuole spiegare di che natura? Certo. Cioè nel senso che vi vedevate anche con le famiglie? Sì, sì. Quindi avevate buoni rapporti anche con la moglie? Con la moglie, le mogli? con il figlio piccolo, e anche con i figli. E anche con i figli. Le è mai capitato di notare o di sospettare che il Campione potesse essere dedito a attività illecite? No, questo mai. Cioè per quanto ha visto lei evidentemente? Per quanto mi riguarda io non ho mai visto, perché io sono impegnato con il mio lavoro e non posso mettermi a... Lei da quanto tempo non vede più il signor Campione? Da molti anni. Di preciso non lo so, comunque è molto tempo che non lo vedo. E lei pagava sempre in unica soluzione le forniture oppure qualche volta le pagava con cadenze settimanali? No, certe volte non lo pagavo e gli ridavo in 2 o 3 volte. E quindi anche per una sola fornitura capitava che venisse 2, 3 o 4 volte per ritirare le varie somme? Sì. Ho capito, quindi poteva essere possibile anche che ci fossero delle visite frequenti. Lei può dire se il signor Campione stazionava per lunghi periodi in Piazza Galatea? Cioè se stava lì 3, 4, 5 ore senza una ragione apparente? No. Cioè no, nel senso che non No. può dirlo, nel senso no? Cioè, no, nel senso io non posso controllare l'orario se quando viene una persona... No, io parlo se stava nel suo bar, non in piazza in generale. Sì, sì. Si fermava per ore nel suo bar, oppure veniva... C'erano giorni che stava che so, un'ora e mezza, dico, non è che uno si mette a guardare le persone, poi io ho il mio lavoro, Dico, non è che trascorreva le giornate per quanto risulti a lei. Va bene, io non ho altre domande, grazie. Altre domande? Sì. Lei fino a quando ha gestito il bar di Piazza Galatea? Io lo gestisco fino adesso. Tuttora? Allora compro... Sì, perché io quando sono entrato la licenza era mia, poi sono entrato in ferrovia e l'ho volturata a mia moglie. A sua moglie. Fino adesso... Quindi tuttora lo gestisce? Certo, sì. Senta, e quali erano i prodotti che forniva il Campione al suo bar? Ma dei pelati e dei formaggi fusi, pomidori pelati, formaggi fusi, formaggi per pizze diciamo. Per pizze. Senta,
com'è sistemato il suo bar? Nel senso, fuori vi sono anche tavolini? In estate sì. In estate sì. Mentre la grandezza all'interno quant'è del suo bar? Sono 2 tavolini con due sedie ciascuno, è piccolino. Piccolino all'interno. Senta, lei ha conosciuto Sant'Onofrio Giuseppe? Carmelo? Carmelo, sì. Quando l'ha conosciuto? Non lo saprei rispondere quando. L'ho conosciuto lì al bar, che frequentava lì. Lei sa se il Carmelo Sant'Onofrio si conoscesse con il campione Andrea? Presidente, c'è opposizione, perché riguardo al capitolato di prova presentato dall'avvocato Falcone, riguarda soltanto i rapporti tra il testimone e il signor campione Andrea. Cosa c'entra il signor Sant'Onofrio? È una domanda molto pertinente al tema, avvocato Marchese. Può rispondere? Scusa, non ho sentito. Le chiedevo se il Carmelo Sant'Onofrio si conoscesse con il campione Andrea. Sì, si vedevano. Si vedevano. Lei li ha visti se qualche volta sono parlati? Si prendeva il caffè, è un locale pubblico, si vedono persone, entrano, escono. Senta, lei lo conosce Strano Mario? Una persona soprannominata Mario Turco? Possibilmente lo conosco di vista, ma come nome non mi ricordo. Mangion Giuseppe lo conosce? No. Dico, conosco tanta gente, però come nome mi creda non ho all'infuori di qualcuno che io ho un rapporto, diciamo, più amichevole. Santa Paola Salvatore? No, assolutamente. Non... Santa Paola Vincenzo? Senta, lei lo conosce un certo Candido? No. Lei sa se nella piazza Galatea c'è un negozio, o c'è stato un negozio di gomme? Sì. Lei ha mai conosciuto il titolare di quel negozio di gomme? Lo conosco, Foti. Foti. E un certo Candido non l'ha mai conosciuto? Dico, può essere che lo conosco, però come nome... Scusi, il signor Sant'Onofrio Carmelo veniva a consumare, cosa veniva a fare al bar? Sì. Si intratteneva al bar? Mi scusi il pubblico ministero se ha intenzione di proseguire con riferimento all'imputato Sant'Onofrio, dobbiamo rimettere un po' in discussione le domande, perché per quanto riguarda il signor Campione non c'è stata opposizione e la domanda per la quale c'è stata un'opposizione del difensore di Sant'Onofrio io l'ho intesa riferita al signor Campione, quindi l'ho ammessa, ma se ci dobbiamo riferire a un imputato diverso si deve fare tutto un discorso. Io non voglio andare oltre, però voglio dire... Presidente, io non voglio intervenire perché io ho finito, ma dico, c'è un capitolato preciso su questo. Sì, il problema... Mi è stato anche chiesto. Sì, dico, però non sfuggirà a nessuno dei presenti che si tratta di un teste che è titolare di un certo... quindi con tutte le implicazioni, quindi sul piano dell'attendibilità io credo che sia pertinente qualsiasi domanda, però obbedisco e mi fermo
non vado oltre sotto questo profilo. Volevo chiederle però una cosa. All'interno del bar vi sono delle panche, dei tavolini? Quanti tavolini ci sono? Che forma ha? Quadrata, rettangolare? Adesso rotondi, prima erano rettangolari. No, non i tavolini, la sala, voglio dire. La sala è quadrata, piccolina. Quadrata. 20 metri. Ecco. All'interno c'è un telefono pubblico o un telefono? No, telefono privato. C'è un telefono privato. L'ultima domanda che le volevo chiedere, lei ricorda se davanti al suo bar nel 1986 è stato commesso un omicidio? Certo. Dove è stato commesso esattamente questo omicidio? Davanti, sotto la banchina. Sotto? La banchina del bar. Cioè praticamente dove ci sono i clienti? Sì. Ecco, la persona che è stata uccisa si trovava lì, era una persona che lei conosceva? Sì, era seduto lì. Era seduto in quel bar. Ricorda come si chiamava quella persona? Sì. Come si chiamava? Se glielo dico io, se lo ricorda? Sì. La domanda è suggestiva oppure no, Presidente? Ha risposto male, nel senso che intendeva dire che lo conosceva. No, anche il cognome dice semplicemente che in questo momento... Diciamo che non c'era presente, siccome ha detto lo ricorda, ha risposto sì, cioè ricorda la persona e non il nome, devo ritenere. Comunque può fare la domanda. Ecco, ricorda se si chiamava Stivala Salvatore? Sì, Salvatore sì. Grazie. Avvocato Falcone, altre domande? Grazie. Può andare, signor Romeo? Può andare, sì. I signori Bulisano Antonino c'è? Chi c'è? Tutti presenti, bene. E legge la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che ho assunto la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quante mie conoscenze. Le sue generalità, signor Bulisano. Le sue generalità, nome, cognome, luogo, data di nascita. Bulisano Antonino, nato a Ragusa il 7/11/62. Dove risiede? Risiede a Rassolo per il momento. Via? SS 192 Ragusa Scalo. È una frazione del comune di Assolo. Avvocato Catania? Tu mai? No, sì, io non ce l'ho, comunque Signor Bulisano, che lavoro svolge lei? Dove lavora? Catania che le fa le domande, si può rivolgere direttamente a lui. Che lavoro, se svolge lavoro, che lavoro svolge e dove lo svolge? Dunque, io lavoro, facciamo un lavoro familiare, abbiamo un bar, un ristorante e un'area di servizio e lavoro assieme con mio padre. Se ne occupa suo padre, lei aiuta suo padre? Sì, se ne occupa mio padre, però per il momento gestisco la situazione perché mio padre è in gravissime condizioni di salute. Da quanto tempo lei si occupa di questa gestione? Ma da sempre, però adesso è molto più impegnativo da circa 2 anni, ecco, da quando che mio padre è in malattia. E da sempre, se lo dobbiamo specificare in anni, che significa? Dagli anni 70, anni 80? Sì, io ho sempre lavorato con mio padre. L'anno, quando incomincia questa cosa? All'incirca? Ma all'incirca aveva 24 anni, 25. Ecco. Lei conosce Tusa Francesco? Le dice qualcosa questo nome? Sì, lo conosco io. Com'è che conosce Tusa Francesco? Dunque, io il signor Tusa l'ho conosciuto all'incirca 8-9 anni fa, quando loro hanno aperto il cantiere e in pratica noi poi abbiamo fatto la fornitura del carburante.
Hanno aperto il cantiere, cosa intende lei? Può essere più chiaro e più preciso? Lei dice, lo conosco da 8-9 anni fa, hanno aperto un cantiere e hanno fatto... Sì, io in pratica l'ho conosciuto proprio, cioè, quando loro hanno iniziato questa attività. E questa attività era un'attività, cioè che c'era un'azienda, c'erano dei capannoni vicino al suo... All'inizio no, c'era semplicemente avevano preso il terreno, poi pian pianino hanno cominciato a fare il muro di ricensione, hanno fatto il deposito per quando i capannoni per i camion, ecco. E quindi lei dice che hanno fatto il rifornimento da noi, che vuol dire? Che questi camion o i mezzi che utilizzavano per questa attività lavorativa, lei sa esattamente di che cosa si occupassero? Ma facevano, loro trasporti, ecco. Trasporti di materiali netti, poi cemento, sta roba qua, ecco. Okay. Quindi questi mezzi che utilizzavano per lo svolgimento dell'attività d'impresa si rifornivano da voi con un contratto, così? Sì, così, un accordo in buona fede, ecco, tutto qua. Sì. Ma lei... Tusa Francesco, con che ritmi lo vedeva? Cioè lo vedeva quando soprattutto questa cosa, all'inizio hanno detto c'era solo il terreno, poi pare che invece sia stato un capannone, quindi un... Sì, io lo vedevo all'incirca nei primi tempi 2 o 3 volte alla settimana, poi quasi tutti i giorni dalle 9:30 di mattina così. Veniva a prendersi il caffè, poi ritornava verso l'una meno un quarto, quello, ora di pranzo, pranzava, ecco, stava circa 3/4 d'ora, un'ora, e poi lo rivedevo la sera quando lui andava nuovamente a casa. Pranzava perché a questo vostro rifornimento è annessa una... Sì, abbiamo una piccola trattoria. Ora però io vorrei che lei fosse più preciso, ha detto prima 2 o 3 volte a settimana, poi all'inizio... Ecco, no, vorrei che lei specificasse l'epoca, cioè quando si tratta, quali anni sono quelli in cui si riferisce a 2 o 3 volte alla settimana e quali quelli invece... Ma gli anni sono stati i primi tempi, cosa le volevo dire, all'incirca 8-9 anni fa più o meno. Poi si vedeva quasi tutti i giorni, appena hanno iniziato il lavoro ritmato di tutti i giorni, ecco. Ho capito. E fin quando il Tusa lo ha visto lì a pigliarsi il caffè, lo vedevo occuparsi dell'attività aziendale? Ci mancherebbe, certo, io lo vedevo. Che il cantiere è proprio... Ecco, quant'è il cantiere? Quanto dista rispetto il cantiere, da dove mi trovo io, dall'attività dista all'incirca 15 metri, più o meno. Quindi proprio, qua c'è il bar, poi c'è una stradella e accanto proprio c'è, questo cantiere. E fin quando lei dice risale questa conoscenza, questa frequentazione con i tempi e i modi che lei ha detto a circa 8-9 anni fa, e quando si è fermato, cioè fin quando lo ha visto il Tusa Francesco? Lui, non vorrei creare però credo fino a metà del 93, se non faccio errore. Metà del 93? Sì, credo di sì. Lei sa se poi Tusa ha avuto disavventure con la giustizia o no? Per quello che ne so io, io so che è sempre stato un ragazzo abbastanza tranquillo, senza problemi. Poi certo sono nate tutte queste situazioni qua, però per quello che ne so io no. Sì, lei dice lo conosce come una persona che lavora, dopo non l'ha più visto, si è spiegato perché non l'ha più visto, ha saputo in qualche modo, se lo stesso ha avuto... Dopo io appena sono scattato il fattore della latitanza, da allora in poi non l'ho più visto io questo ragazzo. Lei sa che è stato latitante? Credo, che anche per sentito dire così sul giornale. Cioè dal giornale avrebbe appreso che lo stesso era stato raggiunto da ordine di cattura e si era sottratto all'ordine di cattura? Se lo ricorda, signor Pulisano, non è, dico io... Questo ricordo io ben preciso non ce l'ho, però credo che, attenzione, non vorrei, credo
E comunque lei dice che tutto questo sarebbe accaduto, cioè non lo vede più comunque... Dal 93, da esatto. Metà del 93, sì. Non ho altre domande. Pubblico Ministero, domande? Può andare, signor Comisano. La signora Vigneto, se c'è. Non c'è. Era citata per oggi? Sì, tutti quanti per oggi erano citati. Abbiamo giustificazioni? Come? E non c'è nessuna... Allora non so, a questo punto ditemi voi, io non ho altre indicazioni. Signora Vigneto è sulle stesse circostanze, però siccome dico c'è un rapporto di lavoro con l'azienda, anche se sono le stesse circostanze, il difensore ha un interesse. Ora provvederemo, avvocato. Per l'avvocato Comisano, c'è qualcuno per l'avvocato Comisano? Sì, ci sono io, Presidente. Allora possiamo sentire il signor Cutispoto. Si accomodi, si siede. Legga la formula. Guardi, lei è stato chiamato... No, scusi, signor Cutispoto. Lei è stato... No, stia comodo, stia seduto. È stato chiamato qui a fare una testimonianza. Non è in grado di leggere la formula, ha problemi. Allora, lei deve assumere l'impegno di dire la verità, nella consapevolezza della responsabilità civile e morale che assume con la testimonianza che va a fare. Dica lo giuro. Si avvicina al microfono, ascolti le domande dell'avvocato Antilla, guardi, è alla sua sinistra, là. Signor Cutispoto, lei ha conosciuto mai il signor Mangiano Giuseppe? Devo guardare la signora? Così le viene più comodo, solo si deve orientare e deve sempre parlare vicino al microfono. Non so se l'ho conosciuto perché se lo vedo di vista possibilmente posso dire sì no. Di nome sì. Vicino al microfono. Sentito l'ultima parte, non si è percepito. Si avvicina al microfono e ripeta la risposta. Sì, io immagino Giuseppe se lo vedo, non so se lo conosco, però di nome l'ho sentito dire, però di vista penso di no. Senta, lei ha indirizzato una lettera, conferma di aver indirizzato una lettera al quotidiano La Sicilia, una lettera che poi venne pubblicata con cui smentiva affermazioni che sarebbero state rese dal collaborante Malvagna Filippo? Non ho capito la domanda. Lei ha indirizzato, ricorda di aver indirizzato una lettera al giornale La Sicilia di Catania, lettera che poi è stata pubblicata. No, io non l'ho fatto la lettera, io ci sono andato di presenza. Ah, ho capito. E senta, in questa dichiarazione che lei ha reso di presenza, e che poi il giornale ricorda se l'ha ripresa oppure no, se l'ha pubblicata? Non ha avuto la curiosità di vederlo? Perché quello che ha detto il giornale non era vero. Sì, capisco. Volevo dirle se quando lei è andato a fare quella dichiarazione, perché ci è andato alla Sicilia? Perché ho letto nella Sicilia c'era scritto che un operaio della Jolly Componibile aveva avuto un affronto di una figlia, non so che cosa, e che io ho avuto in discussione qua altre cose che non era vero, perché nessun operaio mai della Jolly Componibile ha avuto un affronto di simile. Lei ricorda se queste affermazioni erano state fatte da un tale signore Malvagna Filippo? Senta, con questo è la seconda volta, una volta l'ho sentito dire nel giornale, la seconda volta lo sento dire dalla sua bocca di questo signore, io non lo conosco. Non ho altre domande, grazie. Pubblico Ministero, domande? Scusi, lei ha detto che il nome Mangion qua, Pubblico Ministero. Qui. Non Mangion? L'ha sentito
nominare. Ecco, dove l'ha sentito nominare? No, guarda, potesse essere anche, non mi immagino che potevo girare dentro anche una vendita di un mio magazzino o un giornale scritto del giornale, non mi immagino, non è un nome che non si è sentito mai nella Sicilia. Nella Sicilia come giornale o come città o come regione? Nella voce, guarda, io ho un'industria, ho dei magazzini. Ecco, quando lei dice nel giornale in che senso? Mi faccia capire questo. Il giornale che vuole dire lei? No, cosa vuole dire lei? Io le sto chiedendo. Io non voglio dire niente, io dico che il nome Mangino sicuramente qualche volta l'ho sentito dire anche perché io avendo un magazzino non penso che dopo 20 anni che faccio avendo il magazzino non c'è stato mai un nome Mangini in un mio magazzino. Mangino l'ho sentito, ma Mangini chi? Mangiano Francesco, mangiano Giuseppe, li hai sentiti questi nomi? Ma tanti nomi, però non è che io posso dire a questo lo conosco, a questo non lo conosco. Cioè, il nome non le dice niente? No. Se facciamo vedere la persona è in grado di dire se lo conosce oppure no? L'ho visto, non l'ho visto, me lo faccia vedere. Ma che c'è? C'è un'auto. Lei non c'entra in questa storia. Allora, visto che il signore si è fatto avanti, lo conosce? L'ha mai visto questo signore? Non l'ha mai visto. Lei, la sua attività da quanto tempo la esercita? La sua attività, la Jolly Componibile, è così? Se io gli ho fatto vedere a lei, forse non sapeva leggere, significato che io ho lavorato da 11 anni. Ma non ho capito cosa ha detto. Allora gli spiego, quando ho portato il signore il documento per leggerli, io ho detto non so leggere. Io a 11 anni ho dovuto andare al lavoro, io da 11 anni che lavoro. Questo lei mi conosce sicuramente tutta la Sicilia perché io ho una parte con No, mi scusi, lei non ha sentito la mia domanda. Io le ho chiesto da quanto tempo è titolare della Jolly Componibile. Guarda, questa è una storia che diventasse lunga. Facciamo finta che l'ultima Jolly Componibile è 13 anni. L'ultima Jolly Componibile è 13 anni? La Jolly Componibile si chiama 2, una volta si chiamava 1, era Jolly Componibile. E quella 1 che fine ha fatto? Quella 1 c'ha avuto un incendio. In che periodo? 1982. E dove ha sede la Jolly Componibile? Dove ha sede? Dove si trova? In quale zona di Catania? Territorio di Motta Sant'Anastasia e Valpasso, nel centro. Ho capito. L'ho aperto a Motta Sant'Anastasia, poi mi sono spostato con i capannoni e sta territorio di Valpasso. Territorio di Valpasso. Questo incendio che ha avuto nel 1982, ha detto, o ricordo male? 1982, sì. Ecco, questo incendio è stato un incendio, cioè come è successo questo incendio? Ha saputo? Scusate, se l'avevo fatto io sapevo come l'avevo fatto, si è incendiato la Jolly, chissà come si è fatto, posso sapere come è stato l'incendio? Voglio dire, se lei ha potuto ricostruire sulla base di quello che ha saputo dagli investigatori, se è stato un incendio diciamo involontario, casuale? No, hanno detto un incendio doloso. Le hanno detto un incendio doloso. E lei è stato risarcito per questi danni subiti? Purtroppo io non avevo assicurazione. Non aveva assicurazione? Avevo un'assicurazione minima di 100 milioni. Ecco, da chi aveva rilevato la Jolly Componibile? Non l'ho rivelato niente, la Jolly Componibile è stata una mia creatura. Sin dall'inizio? Fino dall'inizio. Lei è stato in società con qualcuno nella Jolly Componibile? Io nella Jolly Componibile ho fatto da me solo e poi mi sono trovato in socio. E chi è questo socio? Dei soci, anzi. E chi sono questi soci? Allora, senta, se io gli devo dire com'è la cosa, è una storia tipo di famiglia. Ora, se io qui devo dirla, lei me lo dica. Lei deve dire la verità. La verità. Allora, la Jolly Componibile, guarda, io 19 anni fa la Jolly Componibile era mia sola e basta. E poi la Jolly Componibile io purtroppo per una cosa familiare che mia moglie ha dato testimone di Geova, io mi sono allontanato.